La rassegna stampa. Cioè, pensa che tra un mese è già finito Natale praticamente, è già finito tutto. Ti sei già mangiato quello squisito panettone al vermouth, che qui abbiamo gli ubriaconi, ragazzi miei, che si vanno cioè, con il misero stipendio che prendiamo, si vanno a comprare il panettone al vermouth e praticamente mangiano solo quello per un mese, no? Dici, però sono morto di fame felice, bello, bello, bello. No, ma bisogna togliersi questi sfizi. Io il massimo sfizio che mi tolgo è essere qui con voi, e dai, è sempre fantastico avere un microfono dove parlare, della gente stupenda che mi ascolta e che entra in trasmissione con me dicendomene di tutti i colori. Ah, sì, anche oggi mi sdraio sul tavolo e sono tutto vostro, signori, sì, perché mi chiamo Sammy Varin e sono con voi ogni mattina dalle 7:30 alle 9:30 e poi dalle 11 a mezzogiorno. Quando fate i bravi anche la sera dalle 20 alle 21 va in onda un po' di replica, e poi pure la domenica dalle 12:30 alle 15, non lo sapevate che c'è la replica del meglio o del peggio della settimana. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, c'è anche Francesco, appunto, sta continuando a mangiarsi il panettone al vermouth in regia, ma soprattutto ci siete voi che state guardando in radiovisione. Guarda Sammy Varin, guardalo lì, cosa guardi? Sono io, sul sito radiolibertà.net, e ve lo facciamo anche vedere, guarda che bello, dove trovate una controinformazione potente con tanti articoli, molti dei quali ispirati da voi, vorrei ricordarlo, dalle vostre telefonate, dalle vostre meditazioni. L'avvocato della famiglia nel bosco, il loro crimine, vivere senza bollette. Questo è l'articolo di un certo Francesco Borgonovo, proprio lui, il vice direttore della Verità, che ha cominciato a collaborare con la nostra emittente. Borgonovo va in onda ogni martedì e ogni venerdì alle ore 13 con la sua nuova trasmissione La Cittadella, condotta con amici, ma soprattutto, certo, è su Radio Libertà. Va in onda anche La Verità di Francesco Borgonovo e lo ringraziamo perché, vedi, a furia di bussare, no? Anche il Sammy Varin si è fatto sentire, e soprattutto voi ascoltatori, ci avete bussato per tanto tempo dicendo rivogliamo Francesco Borgonovo, perché collaborava con noi ancora anni fa. È ritornato volentierissimo da noi, come è tornata Gabriella Monti. Anche qui, ragazzi, c'è stato un tripudio di applausi e anche di emozione, perché la Gabriella Monti non è più una ragazzina, insomma, ha una certa età, ma, e questo ve lo dico proprio sinceramente, fare radio, che non vuol dire farla solo qui davanti al microfono, ma anche ascoltare la radio, rallenta molto l'invecchiamento, a volte lo ferma e si torna anche un pochino indietro di qualche anno, te lo giuro, fa bene alla salute. Beh, Gabriella Monti ritorna in onda questo mercoledì, oggi alle 15 su Radio Libertà con il suo programma Mi ritorni in mente, dediche, richieste, saluti e baci, bacini, baciotti, bacetti. Il buongiorno si sente dal Varin, ma perché andare sul sito di Radio Libertà? Perché c'è la tendina a sinistra e qui puoi scegliere ascoltare Radio Libertà, il palinsesto, il podcast con le migliori trasmissioni le potete scaricare, risentirle quando volete, le ultime notizie, ma c'è anche la possibilità di abbonarsi, di donare a noi qualcosa di vostro, o sempre aperti al salame lungo mezzo metro o altre cibarie, e vi ringraziamo tantissimo. Siamo sempre in attesa del panettone al pistacchio. Questa è una squisitezza, perché poi abbiamo anche dei registi che hanno i loro gusti, capito? Cioè, questo è il vermouth, quell'altro è il pistacchio. L'unica fogna sono io proprio, cioè un panettone alla polenta taragna, me lo fate? C'è la polentina bergamasca, quella è buona anche quella. Scherziamo, il bello della nostra radio è che viviamo anche grazie al vostro sostegno,
che non è mai mancato in decenni di radio, per cui se avete quei 5 euro che avanzano magari dalla 13ª, ricordatevi della radio più rivoluzionaria dell'etere, quella che parla e non conclude niente. No, concludiamo, e tra poco parto con la rassegna stampa, prima o poi comincia, e vi dico che quello che ci avete detto in questi giorni, ad esempio sulla famosa legge contro la violenza sulle donne, il consenso. Vi ricordate il casino che è successo con questa cosa del consenso quando vi ho letto la notizia in diretta? Avete cominciato a telefonare, a scrivere, e ieri qualcosa è successo al Senato. Beh, se avete anche voi la possibilità di cambiare qualche cosa in questo paese, in questo mondo, se ce l'avete, quindi avete quei 5 euro, signori, stavo dicendo 5.000, 5 euro, lo trovate il sito radiolibertà.net. Abbonati o semplicemente sostienici con una donazione, con la carta di credito ci date quello che volete, oppure chiaramente andando in posta attraverso il conto corrente postale 37671294 potete darci davvero una mano. Grazie a chi ci ama e anche a chi non gli stiamo tanto simpatici, ma ammette insomma che siamo una radio che si fa sentire, diciamolo così. Allora, notizie della notte non ce ne sono. Chiaro che si va avanti sul fronte Ucraina e si sta lavorando per portare questa benedetta pace, e forse arriva davvero. C'è polemica sul DDL consenso, e il sito elettronico di Repubblica lo mette quasi in apertura. DDL sul consenso, Meloni in imbarazzo per la, senti come la chiama, trappola leghista. La trappola leghista, ragazzi, siete stati voi, siete stati voi ascoltatori di Radio Libertà, lo sapete bene, la nostra radio, sopra di me c'è l'ufficio di Matteo Salvini, c'è il federale, ci sono gli uffici della Lega, c'è un piccolo collegamento con la politica, ma piccolo ce l'abbiamo, fatto sta, è successo qualche cosa. La Lega e il centrodestra hanno detto ieri sì, certamente il femminicidio è reato, e questo è stato un bel successo. Il femminicidio diventa reato autonomo. Cosa cambia e cosa significa? Ne parlano oggi tutti i giornali, ma sul DDL consenso c'è ancora da pensarci, c'è ancora qualcosa che non ci convince, non vi convince. Tra poco vedremo cosa, ma molti di voi l'hanno capito perché ci abbiamo anche un po' scherzato in questi giorni. Intanto vi ricordo come comunicare con me. Potete citofonarmi qui in via Bellerio 41 Milano, citofono radio, e risponde Francesco: pronto? Non apro nessuno, no, non apro, via, non compro niente. Oppure se si trova in buona vi dice: cosa desiderate? Portate qualcosa, fratelli. Se cosa portate, e allora sta a voi capire se panettone al vermouth, se quello al pistacchio. Ce l'ho qui il pistacchio, dai, non sto perdendo tempo per parlare con noi. 340-6709-659. Vedi, perdo tempo. Oggi c'è anche Morelli alle 9, c'è sottosegretario, porco cane. C'è Erika Stefani alle 11 e parliamo del successo in Veneto. C'è Mario Mariani, un pazzo in senso buono, un pianista performer incredibile che dovete conoscere, ma soprattutto ribadisco e discoriba, oggi su qualunque giornale c'è qualcosa che vi interessa, quindi lo so che non li potete comprare tutti, però almeno uno, perché si parla molto di Lega, ne abbiamo combinate di tutti i colori, politicamente e anche dal punto di vista elettorale, e si parla di centrodestra e si parla anche di una certa sinistra che non cambia idea, anzi comincia a rompere le balle dal primo giorno. Vado su Libero, oggi comincio con Libero. A proposito di sovranità limitata, senti un po' cosa ci impone l'Europa? I matrimoni
tra gay. Allora lo dico subito chiaro che bisogna un po' esagerare, Libero esagera, in Italia non cambia assolutamente niente, noi abbiamo già comunque questi legami tra gay, anche io amo moltissimo parecchi uomini, ma anche i fuoriusciti della Lega amo, penso un po', li amo così tanto che li piglio per il culo dalla mattina alla sera, però li capisco, perché giustamente quando non hai più la cadrega, giustamente ti arrabbi dopo un po' e quindi inizi a parlare male di chi non ti ha dato la cadrega, giusto? E va bene, ma cosa c'entra? Sammy Varin, sei bacato? Ma curati, uno psicologo del PD. Lo vado a chiedere a quelli del Patto per il Nord che li conoscono bene, quelli del PD. La sentenza della Corte Way! Basterà sposarsi all'estero per chiedere riconoscimento in tutti i Paesi membri. Italia obbligata ad adattarsi, ma ribadisco e discoriba, questa cosa è stata tirata fuori per un problema in Polonia, ok? Quindi ci riguarda, ma fino a un certo punto da noi è già tutto ufficiale. Sposatevi pure, non è mai un matrimonio uguale a quello vero, però potete farlo. Chi vi dice di no? Libero apre comunque così con questo titolo potente che comunque fa più arrabbiare sinceramente a me quello che ha detto Fico. Fico, mi viene sempre voglia di cercare qualcosa nel naso, sto scherzando, Fico è un cognome bellissimo, ma soprattutto che Fico è stato eletto governatore della Campania e come primo atto che cosa ha fatto Fico? È andato in vacanza. Fico atto primo, è stanco, va in vacanza. Chissà quale mezzo prenderà? Avete dei dubbi? Incertezze? Il suo gozzettino, dai! Lo stupro shock e l'immigrazione che fa paura, l'orrore a Roma, Daniele Capezzone di spalla ritorna su questa cosa pazzesca nel giardino, in uno dei tanti parchettini di Roma. Non ti puoi appartare con la ragazzina che arrivano i maledetti, ti violentano la ragazza davanti a te, guarda robe, qui capisci quando a qualcuno poi gli prudono le mani, non sono ancora riusciti a beccare quelli o col DNA giusto, hanno beccato sicuramente quelli che erano presenti, ma l'effettivo violentatore non l'hanno trovato, però capisci perché poi ti prudono le mani e dobbiamo resistere, ragazzi, dobbiamo resistere, perché se diventiamo violenti anche noi diventa una giungla, che è quella che vogliono loro, che è quella che insegnano ai nostri figli, i cosiddetti figli del barcone, ok? Siamo tutti figli del barcone, noi siamo figli del barcone, lo siamo diventati grazie a loro, proprio così. È meglio vivere in un bosco? E sai che non sono molto convinto neanche su questo, perché oggi tutti i giornali parlano dei bambini nel bosco. Ci torniamo. Kiev dice sì alla pace, ora tocca a Putin. Trump, siamo molto vicini a un accordo. Meloni, Mosca colga l'occasione, ma anche, come vi dicevo, con Simone Di Meo, siamo sempre sul quotidiano Libero, le critiche ai nostri giudici, riunite la famiglia del Bosco, il caso esplode anche all'estero, ma soprattutto stiamo scoprendo che questa famiglia non era poi proprio l'unica che fa questo tipo di vita, un po' esacerbata, un po' esagerata, perché oggi scopriamo, ve l'ho detto, praticamente tutti i giornali parlano aggiungono un ulteriore tassello a queste situazioni particolari di chi vuole tagliare con la civiltà, e si scoprono delle cosettine tipo che il padre aveva la mania della plastica e quindi giustamente, mamma mia, quanta plastica che inaliamo e tutto quanto, eccetera, e addirittura quando sono stati ricoverati per la famosa intossicazione da fungo ha impedito che gli venisse messo il sondino ai bambini perché di plastica. E tu dici, ognuno ha le sue cose, allora, cioè i testimoni di Geova, le trasfusioni di sangue, li uccidiamo tutti, non ho capito. Però
Però che cosa? Però che cosa? Oh ragazzi, sono qua per instillarvi il dubbio. Cosa mi pagano a fare col panettone? Scusami, 340 6709 659. Scrivetemi un WhatsApp 340 6709 659. Entro subito sul quotidiano Libero per darvi un'idea di cosa bolle in pentola oggi tra le notizie. Come prima notizia, pagina 2, proprio questa cosa, la sovranità limitata, la Corte di Giustizia UE che ci impone i matrimoni gay, riconoscere le unioni contratte in altri paesi, una sentenza che accoglie il ricorso di 2 uomini polacchi sposati nel 2018 in Germania. Per i giudici del Lussemburgo l'atto deve essere trascritto anche nella nazione di origine. Esulta la sinistra, ora l'Italia si adegui, ribadisco, non c'è proprio niente da cambiare, però un altro passo verso il pensiero unico, commenta Corrado Cone, diranno sì pure alla non riesco neanche a dirla, poligamia, punto di domanda. È chiaro che se siete gay o non vi piace questa storia è da acquistare Libero, perché è quello che la mette più in risalto. La sentenza mette sullo stesso piano le unioni etero e quelle gay, ok? Lo dice il Movimento 5 Stelle. Il PD con Zanzan, ora anche l'Italia introduca il matrimonio egualitario, mentre noi abbiamo le unioni civili che vanno così bene. Fratelli d'Italia, la famiglia è un tema attribuito alla competenza dei singoli stati. Fatto sta, signori, che nella pagina successiva arriva la linea di Prevost, Papa Leone e il sesso, signori. Questo è un articolo da far vedere a vostra moglie quando dice che c'ha il mal di testa. Il sesso unisce marito e moglie, non è solo procreazione, signori. Applauso, Prevost, 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 Prevost. E quante volte, ragazzi, a ogni età, 20 anni come a 60 e anche più avanti ancora. E la moglie, che cavolo, che ti viene in mente la canzone, com'è che è? Ce l'ha solo lei, qualcosa del genere. Questo è proprio, è una trasmissione, questa trasmissione è una trasmissione matriarcale. No, patriarcale, non si può più dire patriarcale, non si può dire, vengono giù gli sgherri subito della Schlein. Il dicastero della dottrina della fede dice: nel matrimonio solo uomo e donna. L'appartenenza esclusiva non può essere condivisa con altri, capito? Neanche con l'idraulico. Anche se la monogamia può sembrare controcorrente, la sessualità arricchisce l'unione. Signori, lo trovate oggi sul quotidiano Libero a pagina 3, ma su tutti i giornali. Quindi compratene uno e mostratelo alla vostra mogliettina, anzi io lo attaccherei proprio in camera da letto al muro. Cosa ne dite? No? Ce lo appendiamo, facciamo un poster. Sto scherzando. E c'è anche l'opposto poi, anche dall'altra parte noi mariti non è che siamo sempre, cioè dopo una giornata di lavoro torni a casa, uno mi metto a guardare la televisione, no? Guardo Gerry Scotti. Basta compiti a casa, l'Unione Europea promuove la manovra. Signori, altra notizia, pissi bau bau, ma ne parlano tutti. Poi abbiamo Morelli alle 9, glielo chiediamo. Stop alla procedura di deficit. Vai, per una volta siamo i primi della classe. Che emozione. Legge di bilancio conforme alle regole su deficit e spesa. In primavera usciamo dalla lista dei cattivi. Signori, meglio di così. Finanziaria, ritocchi sì ma saldo zero, sai che novità? Sicurezza, Salvini promette più uomini. Entro domani il vertice di maggioranza per limare gli emendamenti senza superare i limiti prestabiliti. I gruppi parlamentari potranno ancora cambiare le proposte. Fatto sta che c'è questa cosa sulla sicurezza, gliela chiediamo poi anche ai nostri ospiti del mattino, perché l'opposizione sta girando la frittata dicendo: ecco, siete al governo e non fate niente, la sicurezza è compito del governo.
E insomma, fino a un certo punto, perché se i sindaci non mettono le telecamere, non schierano l'esercito perché dà fastidio metterlo lì in piazza, eccetera, tante cosettine, lasciano i vigili al caldo in ufficio o gli danno il compito di mettere le multe, mo che dico bene, vado avanti. Pagina 7. Se si vota con questa legge si rischia che non vinca nessuno. Altro argomento spuntato fuori proprio il giorno dopo le elezioni regionali, si parla di cambiare la legge elettorale. Perché è vero, se si vota con questa legge, con sta cosa del campo largo a sinistra, noi a destra ce l'abbiamo sempre avuto molto largo e anche molto duro politicamente il nostro campo, quanto sei pirla, Sammy Varin? La sinistra adesso si è unita. Allora, io, Sammy Varin, non ci credo che rimangano uniti per più di 3 mesi. Però se fossero ancora uniti praticamente c'è il rischio di fare pareggio e al Senato non si trova una maggioranza e soprattutto non vorrei ribadire e dire riba, ma c'è da eleggere il Presidente della Repubblica e potremmo finalmente avere un Presidente non di sinistra. Vi piacerebbe, ascoltatori? Un Presidente della Repubblica non di sinistra? Ditemelo dai, scrivetemi 340 67 09 659. Il centrodestra ha buone probabilità di avere la meglio alle politiche, ma il suo vantaggio scende di molto. Perché? Perché c'è il campo largo a sinistra. Per evitare inciucci o governichi bisogna cambiare le regole del gioco e chiaramente questi dicono: ma come? Noi non vogliamo cambiarle. A loro non interessa tanto vincere, ma interessa disturbare, creare l'ingovernabilità, la confusione, il casino, capisci? Che per dare poi la colpa naturalmente a chi riesce a vincere di un punto. Giro la pagina, siamo ancora sul Libero e chiaramente, signori, il record storico di voti, nessuno come Zaia alle elezioni regionali. L'ex governatore e candidato consigliere in Veneto ha preso oltre 203.000 preferenze. Luca Zaia, alle 11 arriva Erika Stefani, senatrice della Lega, lei della provincia di Vicenza, ne parliamo. Ora rilancia il Partito del Nord. E questa è una cosettina che mi piace, mamma mia, io non ci avevo pensato a sta cosa, nel senso non è, capito, che fa un suo partito, certo, sì, li salutiamo, quelli del Patto per il Nord, sono lì, e però adesso stanno parlando tutti con i pidini e si mettono d'accordo col PD e fate bene. Dai che rido un po', no, nel senso, all'interno della Lega è fare davvero una costola che parli di Nord, e quindi CDU, CSU come in Germania, il ciclone Zaia, l'ha detto però, la mia lista non sarà una corrente, quindi mi hanno già smentito. Il ciclone Zaia, scrive oggi Libero, ha certificato che il Partito del Nord c'è già, almeno nella sostanza. Il Doge, candidato consigliere in Veneto nelle 7 province, ha preso 203.054 preferenze, il doppio di tutti i voti di Forza Italia, quasi il triplo di Alleanza Verdi Sinistra, più del quintuplo dei 5 Stelle. La Lega ha preso 607.000 voti, il 36,2%, mai così tanti nella Serenissima. Certo, il partito ha beneficiato del consenso di Zaia, ma Zaia fa parte della Lega. Nessuno, da quando esistono le regioni da candidato consigliere, ha mai preso tanti voti come il Doge. Per comprendere ancora meglio il radicamento sul territorio, ce ne fosse bisogno, facciamo un paragone con quanto successo in Campania, dove la lista del candidato governatore Roberto Fico, quello che non vuole fare l'autonomia e non la vuole far fare neanche a noi, si è fermata al 5,4, 108.000 voti, e il suo partito, i 5 Stelle, si sono fermati al 9,1, ovvero 183.000 voti, 20.000 in meno di Zaia e meno di un terzo di quelli della Lega in Veneto. Nella forma il Partito del Nord non c'è più, ma alla vigilia del voto che ha proclamato Alberto Stefani governatore, il Doge ha rilanciato l'idea di un'alleanza tra una Lega settentrionale più autonoma sul territorio, scelte strategiche, candidature, eccetera, e una nazionale. Adesso
Zaia la ripropone, se non ora quando? Il modello è quello alla tedesca. Quando ho parlato di CSU e CDU bavarese, l'ho fatto ufficialmente a Pontida, ne ho parlato più volte negli anni anche a Salvini, è uno spunto di riflessione. Il paese sta cambiando pelle, va verso federalismo e autonomia, sottolinea Zaia, anche se altri cercano di tirare il freno a mano. C'è una questione meridionale innegabile, ritengo immorale che qualcuno debba andare a curarsi fuori regione, ma esiste anche una questione settentrionale che non è l'egoismo dei ricchi, ma la necessità di fare qualche ritocco. Come funziona? Spieghiamo, CSU e CDU di area centrodestra sono i partiti gemelli dell'Unione Cristiano-Democratica di Germania e dell'Unione Cristiano-Sociale in Baviera. Fanno parte di un unico gruppo parlamentare ed è possibile per il fatto che la CSU opera soltanto in Baviera, mentre la CDU negli altri 15 Länder, ovvero gli stati federati. Torniamo a Zaia, il quale evidenzia un altro elemento. Anche in altri partiti le istanze variano a seconda della residenza geografica degli elettori. Le questioni settentrionale e meridionale non sono irrilevanti. Zaia è stato il dominatore nonostante non abbia potuto schierare la sua storica lista, divieto che non ha digerito, così come l'impossibilità di ricandidarsi a governatore per la quarta volta di fila, il limite di 3 mandati, ma è entrato in vigore quando ne aveva già completato uno e il limite non era retroattivo. Sono già nella mia casa e andrò avanti nella mia casa, che è la Lega. La lista Zaia non è mai stato un partito ma una civica e non c'è alcuna ipotesi di farla diventare una corrente dentro la Lega per dare corpo a una Lega federale sul modello della CDU-CSU bavarese. Non ho mai creduto nelle correnti interne ai partiti, anzi le correnti i partiti le distruggono. Fatto sta che ci lascia così questa intervista oggi sul Libero, con il dubbio cosa succede. Sappiamo che qualcosa succede, anche perché in taglio basso, a proposito di Lombardia, parla il governatore di Regione Lombardia Fontana: tenere conto del radicamento del Carroccio. Il presidente eletto nel 2018 è riconfermato nel 2023. Valutiamo la classe dirigente, poi decideremo il nome. Chiaro che presto, però questa cosa di CDU CSU piace molto, assolutamente sì, e girano le balle che il neogovernatore campano Roberto Fico, appena proclamato, ha spiegato che non chiederà l'applicazione della riforma dell'autonomia differenziata, anzi cercherà di fermarla. Detto così Fico, ma proprio dopo un minuto che l'avevano proclamato presidente di regione. Mi lascia un po' perplesso l'affermazione di Fico, spiega l'omologo lombardo Fontana. Se lui non ha intenzione di avere più competenze e di impegnarsi di più per la sua gente, è liberissimo di farlo, però questo non può andare a incidere su quello che facciamo noi in Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte. Credo che Fico dovrebbe leggere tutta la Costituzione, non fermarsi ai primi articoli, perché quando la leggerà tutta si accorgerà che l'autonomia differenziata è prevista proprio dalla Costituzione e che una legge attuativa è stata approvata lo scorso anno dal Parlamento ed è passata sotto il vaglio della Corte Costituzionale. Un po' ignorantello questo Fico? No, dai, non ci credo che non abbia letto la Costituzione. Ha fatto anche il Presidente della Camera. Uno per fare Presidente della Camera un po' deve avere studiato. Vero Fico? Signori, se ne parla oggi sul quotidiano Libero, ma un po' tutti i quotidiani parlano di questa cosa, vi assicuro. Non dico che uno vale l'altro, però davvero oggi è una giornata bella per chi tifa centrodestra, per chi tifa governo, per noi tifosi che siamo andati a votare, perché pare che a votare ora ci vadano soltanto i supporters. I malevoli dicono quelli che hanno qualcosa da guadagnare della politica. Io sinceramente non penso. Quelli che si fidano ancora della politica, è chiaro che la politica ti deve aiutare, deve migliorare le tue condizioni di vita, e per questo speriamo di avere qualcosa da guadagnare per la buona politica a cui facciamo il tifo.
Però c'è la sinistra che difende l'imam egiziano di Torino, espulso perché tifava i terroristi di Hamas. Siamo a pagina 16 di Libero. La sinistra sempre dalla parte sbagliata. Il Viminale rimpatria l'islamico che aveva esaltato gli attacchi del 7 ottobre. Ma PD, AVS e AMPI, i vecchietti dell'AMPI, quelli delle pastasciutte antifasciste, insorgono e vanno in piazza gridando «È razzismo, liberatelo!». Il centrodestra esulta, messaggio chiaro, chi polemizza odia la sicurezza. Paginone con Massimo Sanvito oggi sul Libero, che è veramente bello ricco e fa arrabbiare. Seguiamo la linea Trump, scrive in taglio basso Andrea Morigi, mettiamo fuori legge gli estremisti musulmani. Faccio ancora un giro, sì, io ho 30 secondi, sono velocissimo. Slitta l'ok alla nuova legge sul consenso antistupro, correzioni necessarie, sono quelle che volevate voi, cari ascoltatori, poi ne parliamo. Stuprata davanti al ragazzo dal branco di nordafricani, la terribile notizia dei Maranza fuori controllo nei parchetti. Pandoro Gate, chiesti 1 anno e 8 mesi per la Ferragni, ma soprattutto, signori, merita un film. Il truffatore travestito di Mantova è diventato un idolo social, signori. Ha incassato per anni la pensione della mamma morta e poi si è travestito da donna, da mamma, perché gli era scaduta la carta d'identità alla mamma morta. La scena a metà tra Psycho e una commedia all'italiana, la nebbiosa atmosfera della bassa, una vicenda dal sapore vintage che al netto dei reati fa quasi tenerezza. Ne parla Giordano Teoldi oggi sul quotidiano Libero. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
lasciami crogiolare in questa musica. Tornerai. Guarda che è una roba bellissima, anche per voi che siete già lì bestemmiatori del semaforo, già alle 8:05 del mattino in coda un casino mortale su Milano e Roma, ma con questo pezzo del Guardiano del Faro, ragazzi, ci siamo crogiolati. Finché da lui tornerai fa parte dell'ultimo album o giù di lì, perché ne sta producendo uno nuovo, ha ricominciato a scrivere, a suonare, del Guardiano del Faro, Federico Monti Arduini. Qui è con Giuseppe Milici, armonicista, e Dani Jazz Child, ma soprattutto bella musica che ci porta veramente alla grande musica, quella che ti fa riposare le orecchie, il corpo, lo spirito e tutto quanto. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno, sveglia a quelli che hanno bisogno di essere svegliati, ma anche buon riposo a chi invece giustamente qualche malanno, qualche problemino fisico, e che cavolo, meglio non alzarsi, tranquilli, ci siamo noi di Radio Libertà. Se poi come Mario mi chiedete, puoi ripetere il numero del conto corrente postale? Ma io ti interrompo le trasmissioni per tutto il giorno, vado avanti, te lo ripeto in loop. Siete pronti? Prendete la penna e il calamaio, vi dico il numero del conto corrente postale per aiutare Radio Libertà. Ve l'ho detto, bastano 5 euro per augurarci il buon Natale, per dirci ci sono anch'io che vi sostengo. Non posso fare molto, ma 5 euro, se siete in 100.000 in questo momento, è una bella cifrettina. Anche voi che ci seguite su Facebook, su Lega Salvini Premier, sul Facebook, sul pagina Facebook e canale YouTube di Radio Libertà, voi che ci ascoltate con la Radio DAB in tutta Italia, voi che ci seguite sul sito radiolibertà.net o che avete scaricato la app di Radio Libertà e ci accendete qua e là nel corso della giornata. Vado? Dove vai? Conto corrente postale numero 37 67 12 94. Lo dico ancora, 37 67 12 94, intestato a Radio Libertà, Milano, come casuale causale, contributo volontario, e la cifra quella che volete voi. Questo è il numero da mettere su quel modulo che trovate in tutti gli uffici postali, e fatevi 2 passi più tardi e andate ad aiutare la radio più rivoluzionaria dell'etere. Grazie Mario. Buonasera da Berengario in Subrico, buonasera, ma sono le 8 del mattino, dove vivi? Da Roma? Ma siamo lontani, ma non così tanto. Si potrebbe chiedere di imporre all'INPS il ravvedimento operoso come per l'IRPEF? Non è possibile che se si ritarda anche solo di un giorno a pagare scatti, la sanzione del 10% sul dovuto senza proporzione con i giorni di ritardo. Inoltre si potrebbe far riscattare la laurea versando in proporzione al percepito e non al presunto? Grazie, e io non posso far altro che rimandare ai piani di sopra la tua richiesta. La famiglia Del Bosco è perseguitata perché il loro senso di libertà pacifico, educativo, dai sani principi fa paura, perché fuori dagli schemi del sistema. Prima di toccare loro andrebbero tolti tutti i figli dalle famiglie rom che vivono in condizioni assurde ed educano ai furti e quant'altro, scrive Gianluca da Milano. A Fico gli do 3 mesi di tempo, poi o si dimette o gli corrono dietro coi forconi. I napoletani non si fanno prendere per il culo, solo loro che devono farlo verso gli altri. Scherza Marco da Milano. Buongiorno Sammy, ma perché non si tratta di maltrattamenti all'uomo? Bravo, brava Monica, quando rimangono in braghe di tela e loro se la fanno con qualcun altro, ne tengano conto i nostri rappresentanti parlamentari. Brava Monica, cerca su leggifuoco.it l'articolo di Chiara Soldani, quella che parla qui in radio il venerdì alle 11:10, ha fatto un articolo proprio su questo, leggifuoco.it, o anche in versione cartacea si chiama Fuoco il periodico. Ma un presidente non di sinistra, Landini preparerebbe davvero la guerra civile. È vero, è vero, è vero. Buongiorno
Ora che hanno rivotato sinistra in Campania e Puglia, questi rispettabili signori, quando avranno bisogno della buona sanità, si rivolgano alla loro sanità regionale, visto che i loro governatori hanno fatto così bene da essere premiati. Bravi ascoltatori, vi vedo belli frizzanti quest'oggi, allora vi meritate, sempre dal Libero, la posta prioritaria di Fausto Carioti, che si intitola proprio così: Occhio a Fico ci farà divertire. Caro Carioti, ho letto le parole di Roberto Fico contro l'autonomia differenziata, ma ti giuro, io sono rimasto di merda. È stata la prima frase che ha detto appena salito sul palco che ha vinto le elezioni. Il neogovernatore campano dei 5 Stelle dice che noi non la vogliamo perché l'Italia è una indivisibile. Che bella frase, la sentivo ai tempi della secessione, ragazzi, e mi soffiavo il naso davanti a questa frase, per non dire che facevo altro, ma non voglio essere campione di volgarità alle 8 del mattino, chissà ora di sera che faccio. Ma chi è questo noi? Noi non la vogliamo. Sono i professionisti dell'assistenzialismo che da decenni vivono di fondi statali senza mai pagarne il conto. L'autonomia toglierebbe l'alibi perfetto per i loro fallimenti. Non hanno paura per l'unità nazionale, hanno paura di perdere il bancomat. Applauso scrosciante. L'Italia la tengono insieme le regioni che lavorano, producono e pagano più di quanto ricevono, e tra queste ci sono tutte le regioni del nord. Salto in piedi. Ma chi è questo? Chi è Francesco Corti? Francesco, ti amo, ti voglio, dove sei? Vieni qua, facciamo la rassegna stampa insieme, eh? Certo, non chi ha trasformato intere amministrazioni in carrozzoni sfascia soldi e promette di farlo ancora come Fico, col reddito di cittadinanza regionale. Guarda caso sono proprio loro a gridare allo scandalo se qualcuno propone di renderli responsabili di ciò che fanno, e fa ridere che Fico dica che al nord tante persone la pensano così. Forse nelle ZTL delle grandi città, dove ci si nutre di ideologia, ma in tutto il resto del settentrione vogliamo solo che i nostri soldi non vengano buttati. Signori, applausi a scena aperta per questo Francesco Corti che ha scritto al quotidiano Libero. Lo voglio, se lo conoscete mandatemelo qua. Voglio fare la rassegna stampa con lui, visto che il povero Rizzo non ci vuole venire qua e non è riuscito neanche a entrare in consiglio regionale veneto. Zero, cosa ha preso l'1,1%. Ha fatto molto di più il Novax e adesso ci arrivo, eccolo qua. Il quotidiano Il Corriere: scintille tra i partiti dopo il voto. Di cosa si tratta? Il reato di femminicidio è legge, ma in Senato, proprio nella giornata di celebrazioni contro la violenza sulle donne, salta l'approvazione del DDL sugli stupri, che contiene la norma sul famoso consenso delle donne. Sarà rivisto in commissione e la frenata del governo fa insorgere le opposizioni. Poi lo chiediamo, alle 9 arriva Alessandro Morelli, senatore della Lega. La legge su cui si erano spese Meloni e Schlein, ricordate la foto insieme, era passata alla Camera all'unanimità. Ma c'era qualche dubbiettino su questo consenso, che deve essere libero, immediato, cioè lo deve avvenire in ogni momento del rapporto. Era un po' difficile da attuare e sembrava che praticamente fosse una cosa completamente contro l'uomo. Cioè, se rimani invischiato in una storia, cioè che c'è una donna che ti accusa di violenza sessuale, basta, sei colpevole. D'altronde, e dico anche così, sapete che io quando sono a tavola con mia moglie Marta si discute anche di questo, d'altronde prima forse era l'opposto, cioè bastava che la donna avesse aspettato 10 secondi a dire no, e che allora vuol dire che ci stava. E io a quel punto, mentre mangiavo la pasta asciutta, gli ho detto a Marta: allora troviamo una via di mezzo, punto di domanda. Forse è quello che il centrodestra vorrebbe fare, per quello che ha detto: aspettiamo un attimo, al Senato magari facciamo qualche cambiamento, ed è successo un casino. Alla Premier che si è rivolta alla leader PD: rispetti i patti. E vabbè, poi regionali promossi e bocciati sul Corriere, ora ci arriviamo. Cazzullo questa sera
sulla 7, intervista per l'ultima volta Ornella Vanoni. Non il fantasma, ma l'ultima intervista arrivata qualche giorno prima della sua morte. Kiev avanti sui 19 punti, l'inviato di Trump a Mosca, Lavrov frena su un accordo, nuovi rai sull'Ucraina, ma qualcosa continua a muoversi. Solo un richiamo piccolo piccolo sul Corriere sull'Europa che promuove l'Italia, via libera alla manovra. È una cazzata, direi di no, Giorgetti, siamo sulla buona strada. Entro dentro. Legge elettorale da rifare, la spinta di Fratelli d'Italia, no di sinistra, l'idea del proporzionale col premio di maggioranza, la Schlein hanno capito che vinceremmo. Abbiamo capito che non vincereste, ma semplicemente creereste l'impossibilità a governare. Ed è un problemone, capito? Perché ci piacerebbe che il giorno dopo le elezioni si sapesse chi ha vinto e soprattutto si sapesse quale Parlamento potrà scegliere il nuovo Presidente della Repubblica. Questo lo penso io, una mia traviazione mentale, perdonatemi, datemi uno psicologo del PD, perché la proiezione, Renato Benedetto fa l'analisi di questo voto locale, lo proietta sulle politiche e sentenzia: con il sistema attuale partita aperta e rischio pareggio. L'analisi dell'Istituto Cattaneo, Opinio Rai, voti da destra per De Caro e Fico, non ce ne fotte un fico, ma soprattutto ci sarebbe rischio pareggio alle elezioni nazionali che arriveranno, ce n'è tempo ragazzi. Chiaro che Massimo Franco nella sua nota dice un premio da far valere per il Colle, parlando appunto della possibile vittoria centrodestra, centrosinistra. Chi si guarda un po' troppo avanti, capirete. Noi che siamo qua a pensare quanti ne abbiamo oggi, 26, che non è ancora arrivato lo stipendio, ed è per quello forse che facciamo tutti sti appelli agli ascoltatori: conto corrente postale 37671294, almeno un panettone al pistacchio, dai, se non arriva lo stipendio, tu zitto che c'hai già, zitto che c'è quello al vermouth, assolutamente vermouth. La corsa a Premier, Schlein ci crede e Franceschini studia la strategia. Ragazzi, è un paginone diviso a metà oggi, a pagina 5 del Corriere, con Conte che lancia il suo cantiere del programma, ma c'è dall'altra parte Salvini, sferza i suoi sulla Lombardia, ma vuole rispettare il patto con Fratelli d'Italia. Il leader: bisogna recuperare consensi, scrive Marco Cremonesi. Matteo Salvini sferza la Lega Lombarda. Il risultato delle regionali lo ha confortato, anzi di più, galvanizzato. Se in Lombardia, nelle vele del partito, ha ricominciato a soffiare la speranza che la regione possa rimanere a trazione leghista, lui, parlandone con i suoi, è sembrato quasi brusco. In Veneto avrebbe detto: ci si è lavorato per tempo, si è costruito il risultato con il contributo di tutti. Non solo, il vice premier ricorda ai suoi la portata della sfida che in Veneto Forza Italia ha messo in campo Flavio Tosi, ex leghista. Scusate, mi viene sempre da grattare quando parlo di Flavio Tosi, ma chissà come mai, l'abbiamo intervistato così tante volte qui, ex leghista, oggi segretario azzurro, hanno messo in campo Flavio Tosi per Forza Italia, e tutta una batteria di ex leghisti, eppure Zaia, Stefani e tutto il partito sono riusciti a portare un risultato straordinario. Nei prossimi giorni Salvini ha tra l'altro in programma un incontro con l'ex governatore in cui difficilmente non si parlerà del futuro del Doge Luca Zaia. Ma qual è il problema con la Lega della Lombardia? Semplicemente il fatto che nella regione in cui la Lega è nata, secondo il segretario leghista, restano ancora da recuperare ampi margini di consenso. Salvini in realtà non si riferisce ad Attilio Fontana, il governatore lombardo, anche lui al suo secondo mandato, che ieri ha parlato della vittoria in Veneto come importante perché la Lega dei Territori dimostra di essere molto forte. La Lega è partita al nord, qui abbiamo una storia più consolidata. Fontana aggiunge anche l'idea del partito sul modello tedesco CSU-CDU suggerita da Luca Zaia può essere ripresa. È un qualcosa che funziona in altri territori e che rispetterebbe i principi emersi dalle elezioni con grande attaccamento territoriale al nord. Ed è qui che Salvini pare meno d'accordo. Non si cambia la forma di un partito a un anno e mezzo dal voto,
avrebbe commentato con i suoi, soprattutto la Lega come partito nazionale non è più in discussione, in Campania abbiamo preso quanto alle europee, in Puglia siamo stati grandissimi, abbiamo preso più voti dei 5 Stelle, di cosa stiamo parlando? Molti dei più stretti collaboratori sono d'accordo, per esempio Igor Iezzi, il doppio partito lo hanno dimostrato queste elezioni non serve, ma da lombardo si riferisce ai colleghi lombardi con una posizione assai simile a quella di Salvini. Chi vuole parlare di Nord, come fa da sempre Luca Zaia e come ha fatto benissimo Alberto Stefani, può farlo e vince. Se altri preferiscono lamentarsi, vadano pure avanti, facciano pure. Armando Siri ricorda comunque che la Lega ha una sua vocazione che si ritrova nei territori, anche in Lombardia faremo numeri eccezionali, mentre Alessandro Morelli, sottosegretario leghista alla presidenza del Consiglio, riporta il discorso un dato fondamentale. Le elezioni regionali in Lombardia sono nel 2028, prima ci sono le elezioni politiche, prima c'è Milano. Il capoluogo lombardo andrà infatti alle urne nel 2027. Resta da capire come mai molti, sia nella Lega che soprattutto in Fratelli d'Italia, sono convinti che la legislatura lombarda si concluderà con un anno d'anticipo, appunto nel 2027. L'articolo prosegue: non vi tedi ulteriormente, ma questo è il Corrierone e c'ha tanto quest'oggi. Anche perché nella pagina successiva ci si diverte, da Vendola a Rizzo fino a Cesaro Junior, Cesaro, i flop e i top della corsa alle regioni, chi ha vinto, chi ha perso, passa solo uno dei 4 di Vannacci in Veneto, oh come mi dispiace, niente da fare per Libero, segretaria dei giovani del PD, eccoli qua, quelli che sono passati, quelli che non sono passati, in Campania solo in 89 scelgono la boccia, non ce la fa Daniela Di Maggio, la mamma di Giorgio era candidata con la Lega, accidenti. Roberto Marcato conferma, grande Marcato, 11.500 persone lo hanno votato. E il boom del figlio di Mastella, noi siamo figli di Mastella, ora siamo tornati di moda, figlio di Mastella. E l'ex ministro della cultura di Fratelli d'Italia, San Giuliano, ce l'ha fatta per pochissimo, ce l'ha fatta San Giuliano, non lo sentiremo più come corrispondente dalla Francia? Mi sa che ci va lo stesso. Giro pagina, signori, e c'è anche ma perché non riesco a dirlo? Aiutatemi, devo fare esercizi di fonetica. Zumski, ok? Zumski, paladino dei Novax, con noi i delusi della politica, il medico radiato dall'ordine durante la pandemia, ex sindaco di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano, medico Frivax radiato dall'ordine durante la pandemia, Riccardo Subzuski è l'outsider che è riuscito con la sua lista a Resistere Veneto a conquistare 2 seggi ottenendo 17.000 preferenze. Su ogni giornale c'è spazio per questo signore che vuole la moneta veneta e solo per questo andrebbe intervistato. Va bene, giro pagina, siamo sempre sul Corriere perché ve l'ho detto, sarà un giornalaccio, ma è ricchissimo oggi e si intervista Luca Zaia. Nei voti a Venezia c'è un segnale, mi vogliono sindaco, ora mi dedicherò di più al partito. Zaia, cosa intendo fare? Si capirà piano piano e a noi piace moltissimo capirlo piano piano. Su Vannacci non mi ha fatto i complimenti, non è il mio benchmark e i vice segretari sono 4. Ragazzi, paginone con l'intervista a Luca Zaia oggi a pagina 11 del quotidiano Il Corriere, ma state tranquilli, ne parlano anche tutti gli altri giornali, che il Corriere naturalmente riserva anche una pagina per i bambini nel bosco, sia i test sui nostri figli. Casa nel bosco, ora i genitori trattano. Sapete che volevano 50.000 euro per ogni bambino a cui fare il prelievo del sangue? È chiaro che se gli dice una cosa del genere ai servizi sociali, aspettano 1 mese, 2 mesi, poi ti mandano i carabinieri. No, illegale, in comunità i bambini hanno già socializzato con tutti. Progetto per costruire un
bagno, il papà ospite di amici neorurali, perché è una roba che sta andando molto di moda, se ne parla parecchio sui quotidiani e diventiamo un po' tutti rurali. Ma la mia casa è già rurale, ti dico, cani e porci, ci sono animali di ogni tipo, c'è anche un riccio fuori che viene a mangiare di notte, ogni tanto vorrebbe entrare in casa, ma no, i gatti non gli dicono niente, lo vedono come un essere strano, con questi peli che diventano uno scudo. Giro pagina, il sindaco offre un alloggio gratis, vadano lì almeno la notte, ma l'intervista con la pedagogista: allontanare i bimbi è l'ultima strada, dai giudici ho sempre visto cautela, quello che vi dicevo io, cioè hanno aspettato mesi, questi hanno fatto un muro dicendo no, no, no a tutto quanto, lasciateci stare. E lo so, lo stato invadente ti obbliga a fare cose, mi viene in mente i tempi del Covid, ma probabilmente la verità sta nel mezzo. Prima di un provvedimento si cerca sempre di aiutare padre e madre, dice la pedagogista Paola Gobbi. Bisogna capire appunto se questo tipo di aiuto piace oppure no ai genitori. Il Fatto Quotidiano: Kiev si arrende a Trump, ma non sulle cose serie. Ucraina, Donald passi avanti, ma su 19 punti, non sugli altri 9. Non capiamo più quanti sono i punti, quali quelli importanti, quali no. Schlein, corro alle primarie. Conte, ora il programma 5 Stelle. Centro-sinistra unito in corsa. Ed è quello che fa paura appunto al centrodestra, perché si creerebbe ingovernabilità. Poi si aggiunge pure che questi litigano tra di loro, addio mondo crudele. Siamo sul Giornale: Ucraina primo sì alla pace, Kiev apre alla trattativa americana, siamo molto vicini a un accordo, Trump conferma, ma è ancora gelo sul Cremlino. La notizia che ci fa arrabbiare è in centropagina, anche sul Giornale: gli amici di Hamas, chi sono? Sono quelli della sinistra. La sinistra difende l'imam espulso. Allontanato il religioso che negava l'attacco a Israele del 7 ottobre. Aveva detto: io personalmente sono d'accordo con quello che è successo il 7 ottobre. Non è una violazione, non è una violenza. Lo scorso 9 ottobre Mohammed Shahin, imam della moschea, come l'ho detto bene, Mohammed Shahin, imam della moschea di Via Saluzzo a Torino, pronunciava queste parole di fronte a un centinaio di persone in piazza Castello. Ne parla oggi in modo particolare il Giornale, che parla anche di femminicidio, l'ok bipartisan, ma sul consenso libero e attuale, del quale avete qualcosa da dire anche voi ascoltatori, si discute e avete fatto, siete stati voi ascoltatori per primi qui a Radio Libertà che avete fatto da portavoce ai politici, adesso il PD è arrabbiatissimo. Nozze gay, diktat di Bruxelles, riconoscere le nozze gay dei paesi UE. Ma anche sul Giornale, dopo le regionali, Zaia, record di preferenze, legge elettorale, è già scontro. Giro la pagina: il 3-7 nelle regioni e il boom di voti di Fratelli d'Italia, i numeri negano la favola della spallata. Più in basso, povero Vendola, quando il seggio è un sogno, a casa Vendola, la boccia e la palestinese napolitana. Non ce l'hanno fatta, tanti esclusi eccellenti tra Puglia e Campania, l'exploit del figlio di Mastella, l'elezione al fotofinish di San Giuliano, signori, divertente anche questa cronaca dei trombati. Zaia sfonda il record di preferenze regionali e cita Napoleone, ma un po' più in basso la Lega ora è tentata di tenersi la Lombardia. Ma Fratelli d'Italia ha già messo gli occhi sul Pirellone. Il carroccio più forte potrebbe non rinunciare alla regione Lombardia. Fratelli d'Italia però l'ha già prenotata per uno dei suoi. Non ditemi, non voglio neanche sapere. Guarda, chi potrebbe mai essere? Brandini. Ma Brandini mi sta simpatico, secondo me è in gamba Brandini, col Diretti poi, agricoltura, tutte queste cose. Che ne dite voi? Scusate, c'ho un attacco di cuore. Però se ne parla. È chiaro che, sai, dove hai schierato uomini di Fratelli d'Italia non è che abbiamo avuto un successone della miseria ultimamente. Quindi, insomma, ci viene anche il dubbio che la famosa
caratura politica non sia tale. Giro la pagina, sono ancora sul giornale. Coppie gay, invasione della Corte UE, obbligo di riconoscere i matrimoni celebrati nei Paesi membri. Fratelli d'Italia, colpo politico. La Salis, signori, ma la Salis chi? Tutte e due hanno fatto dichiarazioni in questi giorni. La Salis, quella in Europa, sui passeur. Qu'est-ce que c'est passeur? Le che lì che porta i clandestini de chi e de là. Come chi salvò gli ebrei dai nazisti. I passeur sono come coloro che durante il nazifascismo aiutarono gli ebrei a superare illegalmente i confini mettendoli in salvo dalle persecuzioni. E poi vorrebbe pure dargli uno stipendio. Bene, il Vaticano non scende a compromessi. Il matrimonio è quello tra uomo e donna. E il sesso, ripeto anche questo, da ritagliare, appendere in camera da letto. Il sesso arricchisce l'unione, ok? Facciamo un po' di più l'amore, che abbiate 20 anni, che ne abbiate 90, e dai. La sinistra tifa per l'imam espulso, allontanato il capo di una moschea torinese, sit-in per difenderlo con PD, AVS e 5 Stelle. Il provvedimento del Viminale è motivato dalla sua apologia del 7 ottobre. Ora Shahin è stato fermato e per l'opposizione la cacciata deve essere sospesa, ragazzi. Questo ed altro ne parliamo poi alle 9 quando arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Anzi, se avete domande da fargli scrivetemele 340 67 09 659. Ultimissima segnalazione: Bruxelles che promuove la manovra, bene gli sforzi sul deficit, anche questo passata sotto traccia, e la nuova 500, signori. Elkann ieri l'ha presentata, grati al governo per il no al tutto elettrico. Abbiamo rotto così tanto le balle, noi della Lega soprattutto e voi ascoltatori, che ci hanno fatto la 500 ibrida, perché quella elettrica non la comprava nessuno. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una circolazione depressionaria continua ad influenzare il tempo, specie sulle nostre regioni centro-meridionali. Nella prima parte della giornata piogge irregolari ma frequenti al centro-sud, specie sul versante tirrenico. Nubi sparse altrove con fenomeni tra Romagna e Marche. Nel pomeriggio ulteriori precipitazioni potranno interessare la Romagna e parte del centro-sud, sempre a carattere irregolare. Venti di grecale e calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo le olive ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecché Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese. In italiano: Alberto, vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni,
puoi parlare con me, con la Miriam, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Che ritmo, ma senti, che ritmo armonioso ti serpeggia dentro il cuore e ti lascia sempre un strano pizzico. Che ritmo, ma senti, che ritmo nelle vene scorre svelto basso e giù, svelto, svelto come un matto pensi tu. Trombe, clarini e violini suona, da e danno il brivido che fa entusiasmare. Che ritmo, ma senti, che ritmo nelle vene scorre svelto basso e giù, e non ti lascerà mai più. Ma senti quanto ritmo, 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 ma senti quanto ritmo. Clarini e violini suona, e danno il brivido che fa entusiasmare. Che ritmo, ma senti, che ritmo nelle vene scorre dentro basso e giù, e non ti lascerà mai più. Ma senti quanto ritmo, 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 ritmo. Ma senti quanto ritmo, ma senti quanto ritmo, ma senti quanto ritmo. Mamma mia, che ritmo! Senti che ritmo! È un giro che... ma quanto gira veloce questo disco? Gira a 78 giri, sì! Questo è un 78 giri del dicembre 1943 di Natalino 8 con il Quintetto Ritmico di Milano. Che ritmo! Senti che ritmo! L'hanno rifatta quei pazzi di Fidanza, Jazz, Combo, e questo trovate tutto di questo su Natalino 8 e non solo, cercando Fidanza, Jazz, Combo su YouTube. Il giornale di Sicilia, che ringraziamo naturalmente per aver scelto Radio Libertà, titola questa mattina: il pizzino perduto rivela la lunga lista del racket, cioè hanno ritrovato per terra un pizzino, quei fogliettini che si usano da certe parti, in certe latitudini, il bar, il ristorante, la gelateria, il market. Il documento nelle mani degli inquirenti, sgomento dei commercianti di Sferracavallo, Palermo. Abbiamo subito denunciato, ci affidiamo alla legge. La lista delle attività finite nel mirino della nuova offensiva del racket è più lunga di quanto si pensasse e da Sferracavallo si amplia a Tommaso Natale, nell'appunto caduto nelle mani di due uomini incappucciati, caduto dalle mani di due uomini incappucciati che nella notte di lunedì hanno lasciato bottiglie piene di benzina
disciplina e richieste di denaro, compaiono in totale 9 esercizi commerciali. Il foglio bagnato ma leggibile indica cifre precise, una sorta di mappa del pizzo del mandamento mafioso su cui si stende l'ombra del Lo Piccolo. E su questi indizi che stanno lavorando gli investigatori della squadra mobile. Un esempio di ciò che accade dall'altra parte del mondo, ma sempre in Italia. 3406709 ragazzi, ci avete riempito di WhatsApp, i parassiti pugliesi e napoletani dovrebbero vergognarsi quando prendono e vengono nei nostri ospedali. Beh, caro Gino, so che tu sei un pochino razzista, ti posso capire, ma tutto si può curare, eh? Basta far passare, certo, le idee della Lega, dal federalismo all'autonomia, alle macro regioni di miglio, ci stiamo tentando e ritentando, ma c'è qualcuno che poi ci fa arrabbiare, ci aizza, come appunto Fico, con quella frase, dopo essere stato eletto, dopo 10 secondi che è salito sul palco, ha detto che l'autonomia non ce la daranno mai loro della Campania. Ritorno tra poco sui vostri WhatsApp, ragazzi, state lì, continuate a scrivere 3406709 che poi arriva Alessandro Morelli, ci divertiamo. Vado sul tempo perché qua è ancora più importante, signori, la notizia. Infatti il titolo principale del Tempo è la rete di Islamitali. Espulso l'imam di Torino, minaccia fondamentalista, ecco le prove del suo legame con i fratelli musulmani, e in extremis tenta la carta dell'asilo politico. Lui cosa dice? Che ha raffreddore? Ok, gay? Non può essere gay, sei islamico, sei vietato essere gay. L'organizzazione tra finte moschee e fiumi di denaro vuole instaurare la legge islamica anche in Europa. Dopo i nostri allarmi e le denunce, lo Stato passa all'azione, appunto. Peccato che, deciso di essere espulso, questo signore a quanto pare è riuscito a convincere quelli del PD che non ha fatto niente. Eccola qua, parte la raccolta firme, la sinistra insorge, protesta in prefettura che chiede il rilascio del predicatore filo Hamas. Santa polenta. Dopo le regionali, la sinistra e la Pax del Vesuvio. Nel day after, fine dell'idillio. Conte studia da leader solitario. Via libera bipartisan alla legge sul femminicidio, ma il voto in Senato slitta. Meloni al lavoro per le donne. Questi sono soltanto alcuni dei richiami in prima pagina sul Tempo, ma l'articolo principale è proprio a pagina 2, la rete di Islamitali. Imam di Torino espulso, minaccia per l'Italia. Fa ridere appunto che poi il PD lo difenda. Partito Islamico, Fatayere la seconda dei non eletti per AVS a Napoli, ma le sue preferenze sono un segnale dell'Islam politico. Il campanello d'allarme dei 5.000 voti alla Propal. Fatayere, la seconda dei non eletti nella lista di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione di Napoli. Ragazzi miei, abbiamo rischiato. Giro la pagina, sono sempre sul Tempo e come vi dicevo la sinistra insorge, protesta in prefettura per chiedere il rilascio del leader filo Hamas e in taglio basso chi sono i fratelli musulmani. Dopo gli Emirati li metteranno al bando anche gli Stati Uniti. Ora all'appello manca solo l'Europa. Finte moschee, associazioni culturali, tra nuovi proseliti un fiume di denaro. Ragazzi, noi ne parliamo forse da 15 anni, come al solito ci vediamo troppo avanti. Lavoro ogni giorno a difesa delle donne, l'intervento della Premier, ma soprattutto in taglio basso il via libera della Camera al DDL femminicidio, un reato apposito, ma in commissione al Senato slitta il voto, lo stop di Palazzo Madama alla legge, famosa legge sul consenso, questo consenso libero e attuale che non convince molto soprattutto noi maschietti. D'altra parte, quello di prima era il contrario, cioè la donna doveva dimostrare di essere stata violentata. Una via di mezzo riusciamo a trovarla, punto di domanda, senza far incazzare
fare nessuno, possibilmente. Il documento Una Caro, elogio della monogamia. Leone approva il nuovo testo, sposarsi è un'unione esclusiva. La dottrina della fede fa chiarezza sul significato del matrimonio. Il prefetto Fernandez, una scelta reciproca aperta all'eternità. Respinta l'ipotesi poligamia discussa da alcuni vescovi africani. Ma intanto la Corte europea sancisce gli stati riconoscano i matrimoni gay contratti in altri paesi. Come vedete, anche il quotidiano Il Tempo è ricchissimo. Vi porto su Repubblica, sì, perché lo mette proprio in prima pagina. Legge contro lo stupro dietro front della destra. E adesso semplicemente abbiamo avuto qualche dubbio, lo abbiamo portato all'attenzione noi di Radio Libertà e voi ascoltatori che mi avete tempestato di telefonate venerdì scorso. Abbiamo portato all'attenzione della politica, ben collegata per fortuna con questa radio, le vostre proteste. Sì, bipartisan al reato di femminicidio, ma Lega e Fratelli d'Italia fanno saltare la riforma sul consenso della donna. Schlein a Meloni, violati i patti. Le interviste su Repubblica. Salvini, avanti così, ma per la Lombardia non ho alcuna fretta. Conte, la coalizione per le politiche solo dopo l'estate. Entro pericolosamente sul quotidiano Repubblica, eccolo qua il paginone su Conte, per la coalizione un tavolo dopo l'estate, sentiremo prima la base, il leader 5 Stelle dice no ad accelerare sul campo largo dopo l'affermazione del centro-sinistra in 3 regioni, lancio un processo partecipativo interno Nova 2.0, se siete interessati. Zaia, doge delle urne, anche Napoleone valeva più di 100.000 uomini. Carinissimo Luca Zaia su Repubblica, ma anche su Repubblica l'intervista a Suzumski. Io Frivax ho vinto contro tutti, ora moneta veneta. Ragazzi, cioè se siete Novax o semplicemente se siete d'accordo che forse ci siamo sbagliati su questi vaccini e un po' di male ce l'hanno fatto, è chiaro, ha ottenuto pochissimi voti, ma è entrato in consiglio regionale il Novax con 2 persone, ha superato il 5%, ma soprattutto cosa proporrete subito in consiglio? Alcune nostre idee come la moneta digitale veneta regionale per trattenere il credito in Veneto, gnam gnam. Sulla sanità vorrei tornare a una visione con al centro la persona e non la prestazione economica, in generale meno chiacchiere. Lei prima era un leghista e poi io sono sempre stato un tipo ribelle. Da 10 anni ormai le liste civiche che ho promosso andavano contro tutti gli schieramenti. Sono un civico, finta destra, finta sinistra, promettono tanto ma poi fanno le stesse cose. I problemi delle persone non sono di destra o di sinistra. Come si fa a non essere d'accordo? Però qualcuno deve pur vincere le elezioni e intanto c'ha 2 rappresentanti in consiglio, ok? Salvini, paginone sul quotidiano Repubblica, pagina 7, la Lombardia dopo le politiche, l'Unione Europea ostacola la pace, parla il vice premier all'indomani del successo nel nord-est, l'annuncio: toglierò la parola premier dal nostro simbolo. Per il Pirellone una decisione è prematura, valuteremo con gli alleati, non credo che ci saranno elezioni anticipate. Putin non lo giudico, a Parigi e Berlino hanno problemi interni e vogliono proseguire la guerra per vendere armi, signori. C'è decisamente una bella pagina da leggere, nonostante sia il quotidiano Repubblica. L'ultima domanda: perché il centrodestra a partire dalla Lega sta rallentando il DDL sugli stupri? C'era un accordo bipartisan, risponde Salvini. Vanno bloccati i ripetuti e intollerabili episodi di violenza, sacrosanto, ma bisogna lasciare meno spazio possibile alla discrezionalità. Ho letto la norma, consenso attuale e libero, bisogna evitare di esporre chiunque, uomo o donna, a chi si vuole vendicare di un rapporto finito male.
Avete capito. Maggioranza a rischio in Senato, basta collegi uninominali. Con l'intervista ad Azzariti, signori, docente di diritto costituzionale, che dice si inventano un sistema solo per fermare gli avversari. Chiaramente ci dite voi cosa ne pensate al 34067096659. Io vi metto sul tavolo le problematiche, poi dovete approfondire uscendo di casa e acquistando un quotidiano. Vi giuro, oggi parlano tutti più o meno delle stesse cose, ma approfondendo in maniera diversa. Sui bimbi del bosco, ad esempio, l'assistente sociale dai genitori un muro di ostilità, è quello che vi dicevo, insomma, e si erano opposti anche al sondino nel bambino perché è di plastica. La relazione che ha portato ad allontanare i figli della coppia, si sono sempre opposti a qualsiasi offerta d'aiuto. Per mesi i funzionari del comune hanno tentato di riportare la famiglia sui binari della legge, che è una cosa che non ci piace, però c'è una legge e la legge per loro era fare i controlli, forse, permettere di fargli l'esame del sangue, invece chiedevano 50.000 euro. Dei due coniugi guadagna soltanto Catherine vendendo consulenze energetiche online. Insomma, se volete sfrugugliare, oggi c'è un paginone anche su Repubblica, ma su ogni altro giornale. Case fantasma fuori dal nero e sconti per chi sana gli abusi. Fratelli d'Italia sfida la Lega in manovra. Pissi pissi bau bau, pagina 31 di Repubblica. Il sorpasso spunta tra gli emendamenti alla manovra. Sulla corsia d'accelerazione ci sono due proposte di Fratelli d'Italia. Sono le firme dei senatori meloniani a sancire l'avanzamento sulla casa, il totem di Matteo Salvini. Ecco le richieste. Una spinta all'emersione delle abitazioni fantasma e sanzioni in light per sanare gli abusi edilizi. Se vi interessa, oggi paginone, no, solo mezza pagina, pagina 31 del quotidiano Repubblica, che ha invece un paginone sulla 500 ibrida, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Elkann, regole errate, l'Unione Europea, cambi sull'auto. A Mirafiori, fatta, orgogliosamente a Torino, come dice la pubblicità, la 500 ibrida, che a questo punto ci viene quasi voglia di comprarla. Vi ricordate? È da un anno che predico sul fatto che forse l'ibrido è l'unica soluzione per il momento, almeno quando c'è tanto traffico che andiamo in coda 30 all'ora per chilometri, facciamo un po' meno smog. Si fa lo stesso perché anche i freni inquinano, anche le gomme inquinano, però un po' meno. E il jumper jogging, quello che fa jogging, che ti corre di fianco, il solito vecchietto che comunque non muore mai, ricorda, è sempre quello che gira quando sono tutte le auto in corsa, magari respira meglio, gli allunghiamo la vita di qualche giorno, oh signor. Giro la pagina. La Corte di Giustizia UE, tutti gli stati riconoscano le coppie gay già sposate, ma di spalla un giurista internazionale dice: per l'Italia nulla cambia, ma è un passo importante. Ok, nulla cambia per l'Italia, quindi forse stiamo menando il can per l'aia, tanto per fare casino, direi di sì. C'è la Ghisleria sulla Stampa, signori, siamo ora sul quotidiano La Stampa, lo ricordiamo, La Stampa effettivamente come Repubblica dà tantissimo spazio a quegli argomenti suoi, ma anche ad Alessandra Ghisleri. La sinistra non ha preso voti alla destra, sbagliato parlare di test nazionali. E anche a Luca Zaia. Il mio modello veneto ha frenato Fratelli d'Italia. Ora anche gli alleati sanno quanto peso. Tanto oro, com'è che è? Il governatore uscente: resto qui in Consiglio, se fossi andata male sarei finito politicamente. Sono stato animato dalle polemiche sul terzo mandato, sul no alla lista Zaia, sul no al mio nome da qualsiasi parte. Vedo che c'è sempre chi mi candida a sindaco o a parlamentare o alla presidenza ENI. Non c'è niente nell'immediato, ma abbiamo capito che ha qualcosa in mente Luca Zaia. Lo facciamo
prossimo presidente della regione Lombardia, magari. Mattarella, appello per le province, solo riquadretti sui quotidiani, ma è un appello interessante. Il presidente ieri, parlando appunto all'apertura dell'Assemblea Generale delle Province Italiane, ha detto: le province non restino nel limbo, collaborazione sulle autonomie. Ed è una bella frase, suona bene, diciamo così. Giro la pagina, siamo sempre sul quotidiano La Stampa. Intrigo legge elettorale, la destra frena, il PD fa muro, rinvio a dopo il referendum. Ma anche qui, ragazzi, un bel riquadrone grosso su Riccardo Suzumski, il medico radiato eletto nel Consiglio regionale Veneto. Non sono soltanto un free vax, chi mi vota sogna un altro mondo, ok? E insomma, Suzumski ce l'ha fatta entrare in Consiglio regionale Veneto e invece il povero Rizzo no. Un nuovo bagno e il sì di medici e prof, così riporteremo i bambini nel bosco. Vedi che se ne occupa anche La Stampa. Oggi verrà depositato il ricorso della famiglia di Palmoli, nessun isolamento, la socialità è stata garantita. In taglio basso, interessante, la chiacchierata di Assia Newman Dayan, se l'errore è credere di sapere cos'è l'amore. Chiaramente difficilissimo trovare chi capisce qualche cosa, però ci fa capire come tutti noi vogliamo controllare, vogliamo obbligare. Chi lo decide qual è il bene di mio figlio? Nei limiti della legge del benessere del bambino lo decide il genitore. Ma mi pare che in questa storia il limite si riduca sostanzialmente al bagno in casa, che non è un dettaglio, che è la differenza tra le famiglie che praticano istruzione parentale in città e questa famiglia più radicale. Insomma, qualche differenza che non è andata giù, ma soprattutto, ribadisco e discoriba, il muro che si era eretto tra questa famiglia e le istituzioni. Ti ripeto, un po' come ai tempi del Covid, insomma, chi si rifiutava di fare il vaccino. L'Unione Europea, finalmente un paginone a pagina 26 della Stampa, l'Unione Europea promuove l'Italia, bene l'impegno sui conti, ma servono più riforme. Roma verso l'uscita dalla procedura. Giorgetti, siamo sulla buona strada. La Germania si salva in extremis, adesso nel mirino c'è la Finlandia, ma ragazzi miei, io ho sentito Deborah Bellotti, signora delle stelle, la nostra astrologa di Radio Libertà, me ne ha dette di cotte e di crude, ragazzi. Cioè l'anno prossimo ne succedono di tutti i colori. Ci sentiamo con Deborah Bellotti uno dei prossimi mercoledì a mezzogiorno, ci farà un panorama politico ma anche segno per segno di quale futuro ci aspetta. Incrociamo le dita delle mani e pure quelle dei piedi. Il nuovo astro della sinistra insegna sesso alla materna, ragazzi. Cioè, da una parte c'è l'Ilaria, da quest'altra Silvia Salis, che vara un progetto a Genova che coinvolge 300 bambini da 3 a 6 anni. Da qui può partire un movimento culturale che scardini il populismo becero che ha invaso il paese, che sarebbe il nostro. Populismo, speriamo di no, scrive oggi La Verità. Cioè insegna sesso alla materna Silvia Salis. Subito sotto c'è un'altra Salis, l'altra Salis, la spara grossa: anche chi trasporta migranti è un lavoratore e lo pagano per un servizio. Gli diamo anche la pensione a questo punto. Casa nel bosco, intervista alla Roccella, siamo sulla Verità, non si tolgono i bambini in assenza di veri pericoli. Intervisto al ministro Roccella sulla Verità, resto molto perplessa, provvedimenti così gravi hanno senso se ci sono rischi immediati, ma qui ne parla Francesco Borgonovo, che avete sentito ha cominciato proprio ieri una nuova trasmissione su questo canale. Ogni martedì e venerdì alle 13 Francesco Borgonovo è in diretta con la sua Cittadella. Chiaramente trovate tutto poi sul podcast, sul sito di Radio Libertà o replicato nel corso della giornata. Entro sul quotidiano La Verità. Come vi dicevo, la Salis l'indottrina fin da piccoli
Prime lezioni di sesso? Già a 3 anni. Ha presentato la sindaca che ci piaceva così tanto, quella di Genova, un progetto sperimentale sull'educazione gender che coinvolge 4 scuole dell'infanzia. L'approccio fanatico fa pensare alla seconda puntata del caso dei bambini sradicati dalla casa del bosco. Ma che schifo, signori. Giro la pagina, signori, ma oggi chiaramente se la pensate come me, la verità è vostra. Il Papa, il sesso coniugale rafforza l'amore. Appendiamo la pagina delle verità in camera da letto. E le falle dei servizi sociali tra documenti mancanti e criticità mai verificate. Ne sappiamo qualcosa noi di Radio Libertà, ne abbiamo parlato per anni con la trasmissione hashtag bambini strappati, e i bambini che frequentano i genitori col contagocce, nel caso appunto dei bambini strappati alla foresta, nella struttura che li accoglie leggono e giocano, la mamma presente ai pasti, il papà solo per pochi minuti. L'intervista con Eugenia Roccella. C'è la tendenza a vedere la famiglia solo come un luogo di sopraffazione. Il ministro delle pari opportunità oggi sul quotidiano La Verità. Siamo perplessi di fronte alla decisione di spostare quei bambini fuori dal loro nucleo. La mancanza di socialità fa danni? Certo, ma anche l'essere strappati via da casa. Mancanza di socialità che troviamo anche nei nostri figli tutto il giorno a casa con il telefonino in mano. Sulla Verità, Elia izza il Sud contro l'autonomia. È lei che in questo modo divide l'Italia, signori. Il nuovo scopo del campo largo? Cavalcare il disagio nelle sue roccaforti boicottando la riforma Calderoli. Questa è la verità, ma davvero. Governo antimeridione, ora ribellatevi. Ma il divario col nord è figlio delle pessime amministrazioni Dem, signori. Vendola trombato, boccia fantasma e pure Rizzo che delude in Veneto. Sig. Giro la pagina e ragazzi, quasi un paginone intero sulla Verità con l'intervista anche qua. Oggi il più intervistato a Riccardo Sunzunski. Chiesi a Schillaci di aprire ambulatori per i danneggiati, non ha mai risposto. Il neoeletto consigliere: penso in dialetto, poi traduco in italiano. Senza di noi l'astensionismo sarebbe stato ancora più ampio. Quasi un paginone oggi sul quotidiano La Verità, assolutamente da comprare, ma tranquilli, state lì, ne sentiamo ancora delle belle, perché pochi minuti, pochissimi, e arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ta-ta-ta. An exciting story. Sergei Komanenko, signori, per la meditazione mattutina che Sammy Varin ogni 30 minuti vi propone. Tutti artisti indipendenti e sconosciuti. Se sono conosciuti, non li vogliamo. Tra poco certo, Alessandro Morelli in diretta e tanti amici che ci stanno scrivendo, grazie al 340 6709 659 per commentare le notizie del giorno. Cortei sguaiati, urlanti per un problema così tragico di associazioni contro la violenza di genere guidati da furgone con bandiera palestinese, scrive Antonia. Buongiorno, bisogna rifare la legge elettorale, affluenza se sotto il 50% annulla il voto, non ha senso farsi governare da chi prende il 10%, è dittatura, ma soprattutto non si riesce a governare se non rifacciamo la legge elettorale. Ma che sto qua a dirvi? Arriva il sottosegretario Alessandro Morelli. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Meno male che Morelli c'è. Buongiorno Alessandro. Eccoci qua, buongiorno a te Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. No, perché non andavo da nessuna parte, ragazzi. Troppe domande mi fanno oggi gli ascoltatori e qui ci vuole Alessandro Morelli. Allora, da dove comincio? Ma senti, dall'ultimo messaggio, da questa cosa che è saltata fuori l'indomani delle elezioni regionali, e chiaramente ne parliamo, dell'incredibile successo della Lega. Mi sembra di essere tornato ai tempi addietro, quando Alessandro eravamo sottostimati, quando la gente quasi si vergognava a dire fuori dal seggio voto Lega perché era una roba un po' strana, e adesso dicono voto Fratelli d'Italia, così nessuno fa il sopracciglio, e poi hanno votato Lega alla stragrande, ragazzi, un consenso storico in Veneto. Però l'indomani del consenso storico e soprattutto insomma delle elezioni regionali, le ultime, basta, non si vota più l'anno prossimo, non si vota, speriamo, da nessuna parte, solo il referendum. Adesso parliamo di legge elettorale. Perché si parla di legge elettorale? La sensazione che ho io è che spaventi un po' questo campo largo del centro-sinistra, che secondo me non tiene più di 2 o 3 mesi, ragazzi, e questo Fico che come prima frase dice non vi faremo l'autonomia, ma non ti ha fatto incazzare sta cosa? Forse fa paura questo campo largo della sinistra, non tanto perché possa vincere, quanto perché ci possa essere quella famosa ingovernabilità a cui ci siamo stati un po' troppo abituati decenni fa. Alessandro, da dove vuoi partire? Ma guarda, sinceramente vedo difficile che con un governo così solido che sta portando a casa dei risultati storici rispetto ai temi dell'economia, rispetto ad argomenti che chiaramente da tanti venivano toccati, penso per esempio a uno degli argomenti che oggi assolutamente non viene più citato, il famoso taglio del cuneo fiscale che ha toccato i ceti meno abbienti della nostra popolazione, che per tanti anni è stato uno dei vessilli della sinistra ad ogni sprombattuto. Mentre loro lo dicevano, noi lo abbiamo fatto. Ancora oggi parliamo del taglio dell'IRPEF per quanto riguarda il ceto medio, un percorso che è un percorso di legislatura, come abbiamo da sempre detto. Ti ricorderai, fin dal primo minuto abbiamo detto, nella formazione del governo, abbiamo detto attenzione, non esiste la bacchetta magica, il percorso che noi vogliamo mettere in campo è un percorso di legislatura, quindi di 5 anni, e alla fine di 5 anni saremo pronti a farci valutare, a far valutare il nostro lavoro dagli italiani. Oggi molti degli spunti che abbiamo lanciato in campagna elettorale nel 2018 sono in corso d'opera. Parliamo di autonomia e lo sappiamo, la firma dei patti è iniziata con alcune regioni. Altre regioni, come sottolineavi, hanno già annunciato con Fico e quindi la campagna di assolutamente di non ritenere che questa sia la strada da percorrere. Questo ci dispiace,
per i campani chiaramente, ma francamente non ci riguarda, nel senso che visto da Roma i fondi che andranno alla Campania sono sempre gli stessi. Se la Campania non ritiene di poter utilizzare meglio dello Stato i fondi che a lei vengono destinati, non c'è problema, non acquisisca maggiore autonomia, mentre le regioni che ritengono giustamente di avere delle competenze in grado di sfruttare al meglio i fondi che arrivano dallo Stato chiedano maggiore autonomia, esattamente come stanno facendo Lombardia, Veneto ed altre regioni. E poi ricordiamo la Fico, che magari oltre a leggere i primi 2 o 3 articoli della Costituzione potrebbe anche andare avanti, perché è scritto in Costituzione l'autonomia, e qualcuno guarda, ha dato una mano anche a scriverlo proprio dalla sinistra. Guarda, ti dico la verità, per come la leggo io, senza polemica, perché appunto, visto che non ci tocca, è inutile dare un risvolto polemico. Quello che però io leggo nelle dichiarazioni di Fico è una sostanziale conferma e un'ammissione del fatto che non sia in grado di trattare i soldi pubblici meglio di come vengono trattati ora dallo Stato. È una presa d'atto importante, ben venga, cioè che in maniera diciamo anche positiva, di buon senso, un neo governatore si renda conto che la propria regione, lui stesso, non è capace di gestire meglio i soldi di come li gestisce lo Stato, e quindi dice: Stato, gestiscimeli tu, perché io non sono in grado. È una presa d'atto importante, anzi, quindi io non vedo risvolti su cui polemizzare, anzi io mi complimento con Fico che ammette di essere incapace di gestire al meglio questi fondi. Meglio dunque che li gestisca per la Campania, li gestisca Roma. Ribadisco e sottolineo, le altre regioni che invece ritengono di gestirli meglio, ben venga, fanno benissimo ad andare avanti nel percorso di autonomia. Qualcosa mi dice che ci divertiremo nei prossimi mesi con Fico, presidente della regione Campania. Devo dire, da quando ho letto la notizia la scorsa settimana, non hanno mai smesso i nostri ascoltatori di scrivere, preoccupati. E io sono contento perché su questo argomento e anche su altri che adesso trattiamo, la politica ha portato avanti anche le istanze degli ascoltatori di questa radio. Quasi fosse che al piano di sopra, che ne so, c'è l'ufficio di Matteo Salvini, mi è venuto in mente, no? Quasi fosse vera questa cosa, e infatti è proprio vera. Vi parliamo dalla storica sede della Lega di Via Bellerio. Parliamo dei bimbi nel bosco, signori. Oggi ne parlano tutti i giornali, anche oggi sfrugugliano purtroppo anche nella vita privata di questa famiglia. Ogni giornale mette un tassello in più. Gli assistenti sociali che raccontano dai genitori si era creato un muro di ostilità, e quando si crea un muro, lo sapete, faccio un paragone deficiente, come quando ti barrichi in casa e non vuoi far entrare chi purtroppo ti deve far uscire da questa casa, è chiaro che prima o poi ti sfondano la porta. Hanno mandato i carabinieri la scorsa settimana, hanno portato via questi figli, per fortuna con loro anche la mamma. Il primo che si è fatto sentire su questo argomento, e forse uno dei pochi, è stato Matteo Salvini della Lega. Tu cosa ne pensi su questa situazione? Bambini che crescono lontani dalla civiltà, e abbiamo visto cosa troviamo nella civiltà. Forse l'unico pericolo, ti dico la mia, è da persona che effettivamente come te del resto abbiamo figli che ogni giorno vivono tra 1000 pericoli. Ecco, forse l'unico pericolo è quello di non conoscere i pericoli. Forse l'unico pericolo può essere questo, ma avranno tempo perché sono ancora piccoli, e quindi trovarsi davanti un Maranza non è una bella esperienza, però insegna. Forse questo è l'unico pericolo. I genitori li stanno ovattando, li stanno chiudendo. È meglio trovarsi davanti un cavallino o un orsetto, se è piccolino non fa male a nessuno. Sto scherzando. Alessandro, dici la tua.
Ma allora, innanzitutto io voglio fare una doverosa premessa. Non citerò il paragone che viene spesso fatto, giustamente peraltro, ma non è questo secondo me il tema da valorizzare, cioè la differenza, il paragone, dicevo, tra questa famiglia e le famiglie che gestiscono in maniera assolutamente delinquenziale il rapporto con i propri figli, in particolare le signore che approfittano di avere figli piccoli o addirittura di essere incinte per evitare la carcerazione o altro, perché lì stiamo parlando di delinquenti ed è quindi secondo me diciamo una due situazioni imparagonabili. Ora, quindi il tema è un tema valoriale, e cioè i genitori hanno o meno il diritto-dovere di attuare una potestà genitoriale rispetto all'educazione che vogliono trasmettere ai loro figli? Questa è la base, la domanda base che ci dobbiamo porre. Perché se noi diciamo che lo Stato deve in qualche maniera dare degli indirizzi rispetto alla gestione, alla educazione, alla formazione dei bambini e in seguito dei ragazzi, stiamo tenendo una posizione estremamente comunista. Cioè noi saremmo in una situazione nella quale lo Stato entra nella casa e nelle menti del prossimo, dei propri concittadini, e gli impone di avere un modello di vita. Ora, il modello di vita sociale nelle società liberali è un modello di vita che chiaramente possiamo condividere o meno, ma sicuramente ci permette di avere varie sfaccettature della nostra società. Se tu mi chiedessi, Alessandro, tu faresti mai la vita che fanno queste persone? Io ti risponderei di no. Ma altrettanto io mi sento assolutamente legittimato a criticare le scelte di vita che hanno fatto queste persone, perché da quello che risulta i bambini sono i bimbi, che chiaramente sono l'oggetto della polemica e devono essere l'oggetto della tutela da parte della società in generale. I bimbi sono bimbi sani, sono bimbi che hanno un'educazione, quindi falso quello che scrive il tribunale, che addirittura che non avrebbero ricevuto un'educazione, sono gestiti in maniera amorevole dai propri genitori, e dunque il tema in questo caso, che poi chiaramente casca nella questione di questa famiglia nel bosco, è un tema valoriale, e cioè, lasciando perdere se ci siano o meno delle questioni che riguardano i temi dell'urbanistica e quant'altro, sfido caro Semmi a verificare se in ogni casa di ogni italiano ci siano le prescrizioni che i giudici hanno chiesto ai tecnici. Cavolo. Probabilmente no. Sottolineo che anche in molti luoghi pubblici purtroppo non ci sono le stesse caratteristiche che hanno richiesto i giudici a questi genitori. Poi attenzione, è assolutamente criticabile il fatto che, e opinabile, il fatto che i bimbi vivano in una realtà dove il bagno è fuori dall'abitazione, ma è opinabile, non è vietato. E attenzione, poniamo l'accento anche su una serie di questioni che ci interessano in maniera particolare. Ora, i giudici ci dicono questi bimbi, non frequentando in maniera assidua, in realtà non sono fuori dal mondo. Questi bimbi, almeno una volta alla settimana, andavano coi genitori a fare le compere in paese e quant'altro, quindi non sono fuori dal mondo. Ma attenzione, caro Semmi, io ti dico cosa faccio a casa mia, e nessuno penso mi possa dire che sono una persona che vive in un bosco. A casa mia i miei figli non vanno al parco del mio comune. Perché non vanno al parco del mio comune? Perché purtroppo, in generale, la società di oggi offre ai nostri bimbi un modello che è un modello che io non condivido. Se io devo portare i bambini a giocare a pallone al parco, e al parco sentono bambini della loro età che bestemmiano,
che giocano non a pallone ma con il cellulare, cioè addirittura riescono a giocare col pallone rimanendo attaccati al cellulare e registrandosi. Ora, francamente, i miei bimbi sono piccoli e io non ho alcuna intenzione di far approcciare al mondo i miei bimbi piccoli a questa realtà. Quindi io scelgo dove portare i miei bimbi. Ora dunque, qualcuno può ritenere opinabile la mia scelta? Ma i bambini devono vedere tutto il mondo. No, signori miei, i miei figli vedono quello che io intendo fargli vedere, io intendo insegnargli insegnare loro dal punto di vista valoriale, chiaramente rimanendo in una società, altrimenti staremmo parlando di eremiti, ma non è neppure il caso di questi genitori, perché, come ribadisco, i bambini sono scolarizzati, hanno delle frequentazioni, seppur minime, e le scelte dei genitori, per quanto riguarda la gestione dei figli, non ci sono prove che siano fuori dalle norme. Dunque, per questa ragione mi sento di non solo essere chiaramente dalla parte di questi genitori, che sicuramente hanno diciamo, la necessità di adeguare dal punto di vista urbanistico l'abitazione, di dare magari maggiori servizi e disponibilità ai propri figli, ma da qui a dire che 3 bambini vengono tolti ai genitori, che è la cosa più grave che si può fare, cioè il danno più grave che si sta provocando a questa famiglia è il fatto di aver portato via i figli ai genitori, e qui forse ti ricorderai il Forteto, ti ricorderai Bibbiano, poi è andata a finire come è andata a finire, però c'è stato qualcosa. Ecco. Diciamo che probabilmente l'utilizzo delle carte ha superato l'interesse primario delle persone. Ora, dunque, la domanda che mi pongo è: se servono dei criteri, lo Stato deve mettere il becco in casa tua, eccetera, eccetera, mi domando a cosa servano i magistrati, a cosa servano i componenti dei servizi sociali. Basta un algoritmo, e a quel punto l'algoritmo deciderà se sulla base della metratura della casa, se sulla base dei permessi che hai della casa, se quanto o meno frequentano i figli la scuola, tu possa essere genitore o meno. Chiaramente stiamo parlando di una realtà distopica, ma siccome io voglio evitare di arrivare a una realtà distopica, io sto dalla parte dei genitori nel bosco. Ti ringrazio di questa foto che hai fatto, galvanizzando molti nostri ascoltatori che la pensano come te e come noi. D'altronde siamo stati i primi ad ascoltare telefonate, forse ancora 10 anni fa, di donne che piangevano perché gli avevano appena portato via il bambino fuori dalla scuola elementare. E io ero qui sulle cuffie e dicevo: ma possibile? Ma cosa hai fatto? Cos'è successo? E niente, perché è andato a scuola spettinato per qualche giorno, non facevamo in tempo a vestirlo bene, eccetera. E poi questa gente l'abbiamo portata anche a Pontida, e poi è uscito Bibbiano, e poi abbiamo visto che non era successo praticamente niente a Bibbiano. Ma lasciamo stare, signori. Scusa, Sammy. Scusami, perché poi tanti parlano, vedo sui giornali, vedo sulle televisioni, eccetera, eccetera, ma io di fronte a me ho l'ordinanza del Tribunale dei minori. Ok? Perché, come avrai capito, io su questo argomento sono abbastanza carico, anzi dopo farò un video, ti chiedo di condividerlo anche con i nostri ascoltatori, per spiegare cosa sta succedendo con le carte, perché ho l'ordinanza di fronte a me del Tribunale per i minorenni dell'Aquila. Qui c'è scritto, ti dico solo, scusami, ma però i nostri ascoltatori, per chiarire cosa hanno scritto nero su bianco i giudici, per far capire non una valutazione che è una valutazione politica, che è una valutazione degli opinionisti in TV, di chi è comodamente seduto sul divano e col suo telecomando cambia canale o alza il volume. Con il ricorso introduttivo, il servizio sociale aveva segnalato la condizione di sostanziale abbandono in cui si trovavano i minori. Falso, perché non si trovavano in abbandono, in quanto i genitori li hanno accuditi in maniera magistrale, in situazione abitativa disagevole e insalubre, e privi di istruzione e assistenza sanitaria.
La famiglia viveva in un rudere fatiscente. Avete visto le immagini? Lei ha visto le immagini TV di questo rudere fatiscente? Sicuramente non stiamo parlando certamente della situazione diciamo dei bimbi di Fedez e della Ferragni, quello è oggettivo, ma dall'altra parte parlare di una situazione così devastante non mi sembra. Chiaro. Privo di utenze e in una piccola roulotte. I minori non avevano un pediatra e non frequentavano la scuola. Attenzione, rileggo 4 parole. Privi di istruzione, ok, alla terza riga di questa ordinanza, e alla quinta riga non frequentavano la scuola. Le due cose non stanno nello stesso insieme, perché in realtà è vero che non frequentavano la scuola, ma assolutamente è falso, e lo scrive l'ordinanza del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, e su questo chiaramente, avendo fortunatamente anche un determinato ruolo, andremo a fondo su questa questione. I giudici scrivono che sono privi di istruzione. Come sai, caro Sammy, non solo la legislazione italiana permette di essere istruiti senza frequentare le scuole, in questo caso parliamo di homeschooling, nel caso specifico, ma in più il Ministero dell'Istruzione ha dichiarato in maniera pubblica che i bambini stavano frequentando in maniera proficua una istruzione attraverso l'homeschooling e poi degli esami che sostengono alla fine dell'anno. Punto. Quindi il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha scritto in 5 righe 2 cose di cui una è certamente falsa. Cioè, o non frequentano la scuola, e quindi quello è un dato, ma se anche non frequentano la scuola è falso che sono privi di istruzione. Ora, se noi dobbiamo basare le scelte dei magistrati su togliere i figli, magistrati che oggi tolgono i figli, ma da altre parti possono incarcerare le persone, su delle dichiarazioni false scritte nere su bianco, è evidente che un problema c'è. Poi discuteremo se i bimbi sarebbero meglio in un gruppo di 50 bambini, se probabilmente con un cavallo in meno e 4 pecorelle in più sarebbero meglio, di quello discutiamo. Ma il dato è che il Tribunale ha scritto una falsità, punto. Seguite Alessandro Morelli sui social e chiaramente anche Radio Libertà e Sammy Varin, perché ci faremo da altoparlanti. Alessandro, siamo quasi in chiusura, ma ti ringrazio per aver fatto questa chiacchierata molto vibrante, che è d'altronde il pensiero di noi che facciamo anche questo mestiere importantissimo di genitori. Gli ultimi 3 minuti li dobbiamo assolutamente regalare al voto regionale. Incredibile successo della Lega, incredibile, lo dico, perché i sondaggi non dicevano così, e oggi sui giornali si parla già del futuro politico della Lombardia, ma io aggiungerei, prima ancora pensiamo a Milano. Alessandro. Certamente, oramai noi Sammy dovremmo essere abituati alle letture dei sondaggi verso la Lega prima delle elezioni. Ricordo non dovevamo arrivare neppure al minimo per avere eletti nelle europee del 2014, dovevamo raggiungere circa il 12% nel 2018 e abbiamo superato il 17%. È chiaro che insomma siamo piuttosto avvezzi alla modalità con la quale i sondaggisti ci trattano prima delle elezioni. Poi il vero sondaggio sono le elezioni e quindi i risultati sono di fronte agli occhi di tutti. Ora chiaramente si è aperto un dibattito immediatamente più giornalistico che altro, e mi dispiace, ieri ho incrociato alcuni colleghi di Fratelli d'Italia e gli ho suggerito di evitare di cercare e di stare al gioco dei giornali inseguendo le polemiche. Di quello che succederà in Lombardia chiaramente vedremo nel corso dei prossimi anni. La Lombardia va al voto nel 2028, qualcuno dice ma si potrebbe andare alle elezioni prima, sfruttando le elezioni nazionali. Questo lo valuterà
il presidente Fontana, perché ricordo sono i presidenti di regione che indicano le elezioni regionali. Questo impongono le norme. Detto tutto questo, hai ragione, prima c'è il comune di Milano, ci sono altri comuni molto importanti, tra cui Roma, che vanno al voto. Dunque, siccome chiaramente il tavolo sarà un tavolo nazionale per questi grandi capoluoghi che noi ci auguriamo possano finalmente cambiare rotta rispetto ai disastri che la sinistra sta combinando su questi territori, ora noi, secondo me, il centrodestra si deve focalizzare sulla ricerca dei migliori candidati possibili per queste città, perché è evidente che, lasciando stare quanto avvenuto nelle scorse elezioni amministrative, cioè presentando candidati che probabilmente, anzi sicuramente, non hanno trovato il favore della propria cittadinanza, certo è che se partiamo agli ultimi mesi con la presentazione di candidati che magari non sono super conosciuti sui nostri territori, non sono mediaticamente valorizzati, noi dobbiamo cominciare con una campagna elettorale molto lunga, e quindi l'auspicio è che oggi abbiamo superato queste elezioni regionali, il tavolo nazionale dei leader, Salvini è di questo avviso, lo ha già dichiarato in questi giorni, il suo auspicio è che subito dopo il termine delle Olimpiadi, che chiaramente saranno per Milano saranno un momento eccezionale, fondamentale, che chiaramente attirerà, impegnerà anche la politica a 360 gradi, subito dopo però ci sia l'espressione dei candidati delle grandi città da parte della coalizione di centrodestra, perché il nostro sostegno possa andare ai singoli candidati per fare in modo che veramente le partite siano aperte, altrimenti le partite saranno molto complicate e le difficoltà saranno sicuramente maggiori. E quindi sveglia, in poche parole, Morelli dà una sveglia alla politica nazionale, sì, ma soprattutto a quella locale, e magari, perché no, imparando da quello che è successo in Veneto, e quindi mettere una figura conosciutissima nella politica, che ha lavorato molto bene, non solo per il Veneto, ma che è stato un esempio, un'idea da copiare in molte zone d'Italia, appaiata a quello che è ufficialmente il candidato, che rappresenti un'espressione politica certamente della Lega o di Forza Italia o di Fratelli d'Italia, ma ci deve essere di fianco un qualcuno che sia conosciutissimo, che sia tosto, che abbia il pugno fermo. Questa è un'idea del Semivarina estemporanea, Morelli, e ne approfitto, te la dico. Grazie Alessandro del tuo tempo, buon lavoro e buona settimana. Grazie a tutti voi e buon ascolto.